Coronavirus, l'epidemia del secondo millennio in Veneto si sta spegnendo. Nel Vicentino fan ben sperare i dati, dai primi di marzo a oggi, dei tamponi e dei test sierologici dell'azienda Ulsotto Berica. Abbiamo fatto circa 55.000 tamponi e più di 13.000 test sierologici. Tamponi e test eseguiti su chi lavora nei servizi essenziali come le forze dell'ordine, il carcere, il tribunale. Tamponi e test fatti e ripetuti per i 6.000 dipendenti dell'Ulsotto Berica, ma anche per il personale e gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, dove vivono anziani e persone non autosufficienti e dove su 7.738 persone sono ancora soltanto 18 i positivi, 17 ospiti e un operatore. Abbiamo avuto 1.314 casi positivi, grazie a Dio la gran parte si è negativizzata, abbiamo più di 1.000 pazienti negativi e ad oggi abbiamo circa una ventina di soggetti che sono ancora positivi.